Una notizia clamorosa ha appena scosso Napoli questa sera, e i tifosi del Napoli sono già in fermento. Siamo tornati con un nuovo aggiornamento elettrizzante sul nostro amato club, portando sempre le informazioni più fresche e di grande impatto direttamente dai retroscena. Come sempre, il nostro impegno è quello di tenervi informati su ogni dettaglio che può influenzare il futuro della squadra. Prima di immergerci in questo tema pieno di aspettative, lasciate subito un like al video e iscrivetevi al canale per non perdere nessuna novità. L'argomento di oggi è caldissimo e mostra come il mercato di gennaio prometta di essere molto movimentato per gli azzurri. Sì, nei corridoi del Napoli si sta preparando qualcosa di davvero incredibile, capace di sorprendere anche i tifosi più attenti e appassionati. Secondo quanto riportato dalla stampa italiana, il Napoli interverrà sul mercato di gennaio alla ricerca di un nuovo terzino destro, visto che Giovanni Di Lorenzo non può reggere da solo la responsabilità di giocare in tutte le competizioni. Il capitano azzurro è fondamentale per la squadra, ma Antonio Conte sa bene di aver bisogno di un'alternativa affidabile per evitare sovraccarichi e possibili problemi fisici durante la stagione. La situazione è diventata ancora più delicata perché Pasquale Mazzocchi non ha convinto ed è stato addirittura escluso dalla lista dei convocati per la Champions League, lasciando una lacuna evidente nella rosa. Il direttore sportivo Giovanni Manna sta già lavorando su una lista di opzioni, e in totale sono 5 i nomi che compaiono sul radar del Napoli per rinforzare il reparto. Tra questi ci sono 2 giocatori già noti alla dirigenza, sondati nell'ultima estate: Juan Luis Sanchez del Siviglia e Arnau Martinez del Girona. Giovani spagnoli che attirano l'attenzione per il loro potenziale e sono già abituati a giocare in sistemi offensivi simili a quello di Conte. Entrambi sono visti come opzioni per il futuro, ma con la capacità immediata di competere ad alto livello. Un altro nome che sta guadagnando forza è quello del rumeno Andrei Raiu, attualmente al Rayo Vallecano. Il terzino ha una clausola rescissoria da 12 milioni di euro ed è molto apprezzato da Conte, che ama la sua capacità di spingere in attacco senza perdere solidità difensiva. Raiu è considerato anche un'opportunità di mercato più accessibile dal punto di vista economico rispetto ai giovani spagnoli. La lista si completa con 2 profili diversi: il giapponese Yukinari Sugawara, oggi al Southampton, noto per la sua disciplina tattica e regolarità, e Jackson Chatkua del Verona, più giovane e con caratteristiche fisiche imponenti che potrebbero inserirsi bene nella rotazione pensata da Conte. Queste opzioni dimostrano che il Napoli non vuole improvvisare, ma piuttosto portare un giocatore capace di offrire reale concorrenza a Di Lorenzo e che possa essere decisivo nelle partite chiave della stagione. È certo che il Napoli dovrà muoversi rapidamente, poiché il mercato di gennaio è solitamente più breve e competitivo. Con molti club alla ricerca di terzini, il rischio di perdere i propri obiettivi è concreto. Ma la strategia di Giovanni Manna dimostra chiaramente che ci sono alternative in diverse leghe e fasce di prezzo. Conte, dal canto suo, pretende rinforzi immediati per garantire che il Napoli resti competitivo sia in Serie A che in Champions League. E adesso voglio sentire voi, tifosi azzurri, chi di questi nomi vorreste vedere con la maglia del Napoli a gennaio? Juan Luis Sanchez, Arnau Martinez, Andrei Raiu, Sugawara o Chatkua? Chi pensate si inserirebbe meglio nello schema di Antonio Conte? Lasciate la vostra opinione nei commenti e partecipate alla discussione. E naturalmente, se vi è piaciuto questo aggiornamento e volete supportare ancora di più il canale, non dimenticate di lasciare un super thanks, perché questo ci aiuta a continuare a portarvi le notizie più veloci e migliori sul nostro amato Napoli.